Buon pomeriggio a tutti qui dal campo Emiri e benvenuti alla sfida tra Emiri e Favignana, recupero della nona giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5. Un saluto qui da Gabriele Rispetta per Sportisili, una gara sicuramente importante da non sottovalutare per i ragazzi di Mister Orlando, che oggi sono ovviamente con una distinta ridotta, ma che vogliono comunque portare 3 punti importantissimi a casa. In porta per la Mister Orlando ci saranno Arcilesi e Terzo, Comito, Picone, Pecoraro, Guglielmini, Calvaruso, Furia, Naccari e Termini sono gli altri a disposizione come giocatori di movimento. Il Favignana invece è una fantasma, una squadra che ha solo 3 punti in cascina, ottenuti anche grazie al tavolino contro l'oratorio San Vincenzo. Sta per mettere il pallone in movimento per la prima volta proprio la squadra isolana, che giocherà con in porta Di Bella, poi Volpes, Santa Maria, Lombardo, Miceli, Gallina, Spataro, Hernandez, Abellito, Ania e poi l'allenatore Meroni, che è anche in distinta con la numero 19. Aspettiamo solamente il fischio dell'arbitro, ovvero il signor De Albis della sezione di Marsala, che fa il primo check ai 2 portieri. Adesso si può cominciare. Inizia Emiri Favignana, inizia con il primo possesso in favore dei ragazzi isolani, così come ho anticipato poco fa. Attenzione, subito la pallone ripreso da Furia, mette fuori Ania. Emiri che attaccherà verso sinistra il vostro schermo in questa prima fase di gara, giocherà con questa maglietta color turchese. Il pallone adesso è ancora buono per i ragazzi di Mister Orlando, con Termini che gira le parti di Comito, l'esperienza che non manca mai nella formazione palermitana. Favignana che invece giocherà con la maglia blu e rossa e attaccherà verso destra il vostro schermo in questa prima frazione. Riprende palla qui la squadra ospite, ma viene subito ripreso il pallone da Guglielmini. Può entrare Guglielmini, il passaggio è impreciso. Attenzione ancora, riprende palla pure Furia, torna Guglielmini, lo scambio col 15, anticipato praticamente sulla linea qui Furia. Abbellito ha fatto la parata. Grande giocata da parte dei ragazzi in maglia azzurra, la corsa di Furia, il passaggio di Guglielmini. Attenzione adesso alla reazione del Favignana, che ricordiamo ha perso tutte le partite del suo campionato a 3 punti grazie al 6-0 a tavolino contro l'oratorio San Vincenzo. Emiri che invece torna a giocare una partita di campionato dopo 2 settimane. L'ultima giocata è stata quella di mercoledì scorso contro la Gesan Alcamo per il passaggio del turno in Coppa Sicilia, ottenuto dopo una grande e convincente prestazione. Abbiamo raccontato sui nostri canali di Sportisili. Attenzione a Guglielmini, salta il suo avversario, Guglielmini dopo 110 secondi e subito gol di Guglielmini, che appoggia in rete, supera Di Bella, grande giocata personale del numero 8. Salvo, gira veloce. Dopo un ottimo inizio dal punto di vista realizzativo, Guglielmini ritorna alla via del gol, sesto in campionato, raggiunge Comito come secondo miglior marcatore della stagione degli Emiri. Il primo in questo momento in panchina, parliamo di Mattia Pecoraro. Attenzione al pallone ancora buono per la squadra di casa, riprende però il pallone qui il Favignana. La squadra di Mister Meroni, ricordiamo, una squadra fantasma, poche informazioni su di loro. Attenzione ancora a Termini, il pallone passa, Guglielmini appoggia a Termini, anticipato da Ania che mette il pallone fuori, credo sia rimessa laterale, anche se da qui è un po' complicato vedere la posizione di questo pallone. Appoggia dietro Comito, ancora Guglielmini che prova la giocata alta, a cercare un'altra volta Alessandro Comito, che preferisce però tornare poi dietro una volta che il pallone è in sicurezza per il Favignana, che adesso prova di nuovo a agire tra le vie laterali. Ancora il Favignana, squadra che è passata dopo un anno di Serie D trapanese di nuovo in Serie C2. 3 anni fa addirittura erano 2 le squadre di Favignana in questa competizione, la squadra principale del comune isolano e poi anche la Virtus Favignana, che però non finì quella stagione causa mancata disponibilità.
Favignana che poi riuscì a salvarsi 2 anni fa, è riuscito nella stessa impresa, poi è subito risalito dopo un anno di Serie D. Attenzione ancora Termini che insiste, Termini, la parata di Bella. E allora di nuovo pallone buono per formazione di casa, di nuovo con Termini che va dietro dove c'è Comito, ancora il numero 6, ritorna a Termini che doveva solamente appoggiare in gol, ma il pallone si perde sul fondo, non preciso qui Capitan Termini oggi con la fascia al braccio, un appello che viene scambiato tra i giocatori più esperti della formazione degli Emiri. In questo momento rimangono sempre Gallina, Abbellito, Ania in campo per il Favignana. Non sono stati cambi finora neanche nell'Emiri. Attenzione a Termini, pallone per Guglielmini che potrebbe anche pensare al tiro, si appoggia a Furia, ancora Comito, pensa al destro, viene però bloccato dal suo avversario, riprende qua bene palla, una volta Abbellito, ma attenzione a Termini, col tacco però di Master via Comito, il pallone rimane lì buono per Furia, ancora Termini, lo scambio favorisce Comito che invece di andare in porta prova subito il tiro, perde palla Favignana, ancora il tiro di Termini che appoggia Furia che colpisce Di Bella, è un flipper impazzito, poi Di Bella incredibilmente non stoppa il pallone con le mani, vuole andare subito lontano con il destro, pallone che però si perde sul fondo laterale. Allora può ricominciare senza problemi l'Emiri che è già in vantaggio dopo soli 2 minuti, adesso vuole anche il gol numero 2 magari per anticipare la concorrenza. Attenzione ancora a pallone buono per il numero 10 Ignazio Gallina, ottima l'idea qua del Favignana, Miceli a servire Gallina. La palla adesso è di nuovo in favore degli Emiri che hanno rischiato in questa piccola occasione avuta da Gallina. Ania poi prende questo pallone, va lontano un'altra volta, colpisce Termini, rimessa dal fondo in favore di Bella. Miceli si appoggia ad Ania, pallone che vola un pochettino, il 9 comunque lo controlla e va dalle parti di Abbellito che può insistere a sinistra, ancora Abbellito, messa al fondo per Arcilesi, lui il portiere designato oggi con l'assenza di Rinicella. Attenzione ancora al pallone a metà tra Comito e Termini, ci mette il piede Ania e allora attenzione ancora all'Emiri, ancora con Guglielmi, poi dietro dove c'è Furia che poi prova a spendere la corsa, Termini, pallone un po' a metà, deve mettere fuori Guglielmi. Ania, pallone buono, o almeno era buono per il numero 10 Gallina, messa laterale per l'Emir. Non mi interessa la giocata, dai! Finito, pallone per Guglielmini che scodella alto, ma non riesce a prendere questo pallone nessuno dei suoi compagni. 1-0 il punteggio ancora, mentre siamo arrivati al minuto numero 8 del primo tempo. Attenzione ancora, pallone buono per Gallina, ma sul sinistro può andare lui, ancora al centro per Abbellito e c'è l'autorete qui di Furia sul pallone messa al centro. 1-1, pareggia il Favignana ancora con Abbellito pericoloso che trova la rete del pareggio sfruttando la deviazione di Furia e quindi segna autogol. 1-1. Dopo il tocco sotto di Guglielmini arriva la sfortunata deviazione di Furia, quindi è 1-1. Attenzione ancora, Termini preferisce Guglielmini, esce Di Bella, attenzione perché insiste Miceli, non effettua ancora cambi mister Meroni, viene ripreso poi qua da Termini. Attenzione, Termini poi c'è dietro dove c'è Comito, ancora il pallone buono per
15 Furia, Guglielmini vede la porta, la sente, poi preferisce tornare dietro, ancora Termini dall'altra parte del campo, sempre Furia, può pensare al tiro, la respinta di Bella che risponde presente, e attenzione ancora a Bellito che prova a giocare questo pallone, a mantenere il possesso. Alla fine però la rimessa è delle Miri, può andare ancora Comito, va su sinistro, Comito si riappoggia dove c'è Furia, esterno della rete per il numero 15 che vuole almeno migliorare il suo score personale odierno. Attenzione ancora a pallone buono che può andare col destro, fermato però a Bellito, rimessa in favore del club Emiri, ancora con Comito. Attenzione, il pallone buono per Guglielmini, che aspetta, Guglielmini può anche pensare al destro, deviazione di Ania. Allora attenzione a Gallina che è veloce, si vede il numero 10 che ha l'autorità, ma riprende palla Guglielmini, ancora lui, le giocate, Guglielmini al centro a cercare Termini che già chiamava il pallone da un po', si era un po' invaghito con queste giocate personali Guglielmini. Pallone buono per Termini, ancora il 29 non riesce ad andare su questo pallone Furia, nessuno lo presta, quindi può arrivarci senza problemi. Comito, Guglielmini, poi c'è Furia che poi non si intende con Termini, voleva il pallone sui piedi Comito, poi i primi cambi anche per il Favignana. Serrato un calciatore a palla lontana, infatti è calcio di punizione per il Favignana. Buono per Bellito, attenzione, prova a correre il numero 18. Andiamo. La palla è per Arcilesi, allora mette il pallone in movimento con Guglielmini a servizio. È entrato nel frattempo Hernandez nella formazione favignanese, è uscito il numero 10 Gallina. Hernandez anche lui giovane, classe 2000, uno dei punti di riferimento della formazione di Mister Meroni nel corso degli anni. Attenzione a Pecoraro, anche lui la prima scelta di Mister Orlando, ne ha il meglio oggi, ma comunque fa valere il fatto di essere il miglior marcatore stagionale di questa formazione. Ancora Pecoraro sul destro, aspetta Pecoraro, vede l'arrivo di Comito, ancora il numero 6, prova a insistere, colpito con fallo, calcio di punizione, fallo commesso da Hernandez. No, puntatazzo, noi dobbiamo fare gol. A me non me ne frega niente la giocata non è poca. Calcio di punizione quindi per il club Emiri. È entrato nel frattempo anche Calvaruso assieme a Pecoraro, qualche secondo di distanza tra le due sostituzioni. Adesso ancora occasione per il club Miri, ci sarà da una posizione ghiotta sicuramente Comito che guarda la porta, va proprio lì, colpisce non benissimo, pallone che si perde sul fondo campo di proprietà di Bella, che qualche ottima parata l'ha effettuata nel corso di questa prima frazione. La spinta di Comito da Bellito, poi deviazione qua di Calvaruso sul rilancio in avanti di Miceli. Poi il signor De Albis però dà la rimessa all'Emiri, accetta il pallone Guglielmini e adesso l'ha messo già in gioco e sta girando nella metà campo. È la squadra di casa che deve sicuramente trovare un gol che può scacciare anche un momento di crisi estemporanea, in quanto comunque la differenza di valori la classifica la fa risaltare, ma attualmente non ne stiamo neanche vedendo più di tanto questa differenza. Attenzione ancora alla corsa che prova ad apportare qui il numero 8 del Favignana, Lombardo, penetrato, grande l'intervento di Arcilesi a chiudere. Guglielmini dove c'è Pecoraro, può insistere ancora Pecoraro, il pallone viene toccato da Hernandez che quasi mette fuori gioco Di Bella.
Il pallone qua ancora buono per Hernandez. Mia prova a mettere in moto Miceli. Arriva, c'è Arcilesi che sta parlando tanto, si fa sentire, il numero 1 del club Emiri. Ancora Calvaruso, dove c'è Comito, aspetta il 6, poi si riappoggia da c'è Pecoraro, col sinistro Pecoraro, ancora lui, si mette sul destro, viene anticipato però da qualche maglia rosso-blu. E poi attenzione ancora, il pallone qui per Lombardo che sbaglia per il passaggio. Comito suona la carica, ancora il numero 6, le giocate, Comito appoggia dove c'è Calvaruso, ha metata un tiro in porta e una soluzione sul secondo palo. La palla torna ad essere di Bella, attenzione qua Miceli che viene imbeccato da questo pallone lontano sul rilancio del numero 1. Passa la pallone a diritto. Passa la pallone. Esce Dai, zitto. Guglielmini. Sposto rientra in campo Termini. Chiama la palla qui Calvaruso. Comito. Vede Pecoraro. Ancora Pecoraro. Aspetta. Serve Calvaruso. Ottimo pallone Calvaruso. Fermato. E allora ancora Pecoraro. Anticipato da Hernandez che comunque può fare solamente questo, mettere il pallone in rimessa laterale. Calvaruso dove c'è Pecoraro, ancora lo scambio tra i due. Calvaruso apre dove c'è Comito, quando vai col destro ancora Termini 2 volte, il buco là nell'area di rigore del Favignana che riparte con Lombardo, ancora il numero 8 insiste Lombardo, Arcilesi e poi spara fuori Miceli. Grande risposta di Arcilesi su questo pallone. Poi entra in campo anche Naccari in questo momento di gara, mentre siamo arrivati alla metà del primo tempo, 16° in corso. Dai 30 previsti non si è perso neanche tanto tempo, quindi una gara bella, scorrevole e per ora anche impronosticabile. Attenzione ancora a Naccari che va alle parti di Calvaruso. Prova Termini, non è che non viene però ricevuto al 14 che si era proposto al centro dell'area di rigore e poi qua Miceli a sinistra può correre, va da Hernandez che controlla male, si dispera. Hernandez poteva essere sicuramente una ottima occasione per lui, fatto sta che il pallone torna ad essere padronanza Emiri. Pecoraro prova qualche giocata, vede più vicino Termini, ancora Naccari da Calvaruso. Termini si libera il destro, torna da Pecoraro, le giocate da Pecoraro, prova ad andare in porta, sempre il 7 di testa, poi che torna a Calvaruso, la parata di Bella. Calvaruso, pallone per lui, può arrivare Naccari, torna da Pecoraro, ancora lui, vede Calvaruso, il pallone è buono, ritorna a Pecoraro che non riesce a girarsi, viene strattonato ma non c'è niente per De Albis. Poi Calvaruso buono sul pallone che si perde sul fondo laterale, ultimo tocco di un giocatore dell'Emiri, quindi Favignana che dopo questo momento di difficoltà torna ad essere in possesso del pallone. Hernandez la gioca qui a cercare Miceli che controlla, ancora lui, pallone che era buona per Lombardo, ma attenzione adesso a Pecoraro che può correre, sempre lui, fermato da Hernandez. Matti, la palla gira, Matti, dai! Non tu, Matti! Di squadra, Matti! Naccari, non è buono ancora per numero 14 Calvaruso, vede Pecoraro, non riesce però a trovare ancora spazio libero per scaricare verso la porta di Bello, per mettere in porta qualcuno dei suoi compagni. Ancora Pecoraro, torna dietro dove c'è Naccari, scelta saggia e quindi può giocare il 16 che ha già trovato Calvaruso. Ancora Pecoraro, non chiude l'1-2, prova il tiro Pecoraro! Un fulmine del numero 7 che però non colpisce la porta di Bella. Stoppa il pallone Calvaruso.
in 3 tempi, resta anche il quarto per pulire questa sfera e darla a Naccari. Termini, Pecoraro, ancora per Naccari. Manu sei ultimo. Te lo dico io. Caruso per Pecoraro, trova un'altra volta Termini, Calvaruso, alto, però non c'è nessuno. Hernandez riprende palla Pecoraro, tutto regolare. Pecoraro anticipato qui il capitano del Favignana. Grande ripresa palla di Pecoraro, però non riesce ad andare in porta correttamente. Da Calvaruso, il doppio passo, Calvaruso conclude fuori. Adesso Lemiri ha sicuramente alzato i giri del motore. Favignana che sta cercando di contenere come meglio può. Forte, forte, forte. Poco fa clamorosa la chiusura del capitano Santamaria. Adesso attenzione Lombardo, entra in rigore, esce Arcilesi. Pallone che va dall'altra parte del campo, bravo qui un'altra volta il giovane portiere dell'Emiri. Poi sbaglia qui Santamaria, cambio di rimessa laterale. Sarà touche quindi per l'Emiri in fase avanzata. Naccari, Termini, Pecoraro anticipato un'altra volta da Santamaria. Può anche andare. Bravo, Non si chiude lo scambio tra il numero 6 e Miceli. dai che lo fai, Manu, dai che lo fai. Palla per il numero 14 ancora Calvaruso. Naccari. Calvaruso trova Pecoraro. Va in porta Pecoraro. Evita la deviazione di Termini qua. Hernandez, anzi correggo, deviazione c'è stata, ma Hernandez ha disturbato Termini che davanti alla porta sguarnita non riesce a colpire. Lombardo anticipato, ancora Naccari, prova a pulire questo pallone. Dove c'è Termini, Pecoraro, ancora lui, può andare, fermato da Miceli. Angolo. Gioca! Gioca Matti, gioca! E mandi avanti. Poi qua che cosa è successo? È entrato un giocatore del Favignana lanciando la giacca alla Max Allegri. Parliamo di Volpes, il numero 4, che è entrato con il giaccone. Ma che lo fai, Matti? Non c'è tanto freddo, quindi poteva anche toglierselo prima. Qua Pecoraro però non riesce a trovare Termini dopo questa battuta di corner. Sinistra, Manu, le spalle, Manu! Naccari, Pecoraro può controllare, anche lui, aspetta. Pecoraro non va subito al tiro, prova adesso, palo esterno. Vieni, sei! Ci ha provato ancora Pecoraro, che adesso esce, lascia di nuovo spazio a Furia come da schieramento iniziale. Pallone buono per il numero 9 Miceli. Lo scambio con Santamaria. Cambiato lo schieramento al Favignana, attenzione ancora appena ripreso. Termini, può andare per Furia, anticipato da un super Hernandez che ha fatto un'altra grande chiusura. Bravo Furia nel riprendere questo pallone. Poi meno attento quando è spuntato Fernandez. Senza F, Hernandez a rubare il pallone. Attenzione ancora a Furia. Un rimpallo che favorisce Naccari. Termini. Poi 29. Chiama un inserimento. Va dalle parti di Naccari. Furia. Termini. Furia. Naccari, dove c'è un'altra volta Termini. Naccari sul destro, prova il tiro. Deviazione che fa prendere una traiettoria velenosa al pallone. Calcio d'angolo comunque ancora per il futsal Emiri, ancora con i suoi maggiori esponenti là davanti, che in questo momento è in campo. Termini prova il tiro al volo, ottima coordinazione ma viene fermato dal muro eretto da Volpes. Attenzione ancora Termini, pallone fermato per un'altra volta da Hernandez. Calvaruso trova Furia al centro dell'area, esce Furia per Naccari, ancora Furia, aspetta, Furia che esce.
C'è deviazione, calcio d'angolo. Emiri che sta avendo il pallino nel gioco sicuramente in questa fase di gara, non riesce a centrare Provaci contro. porta, non riesce a focalizzarsi su utilizzare al meglio queste occasioni. Ultimo di qua. Termini. Ancora il 29, aspetta, va alle parti di Naccari. Furia. Per Calvaruso, ancora il pallone passa e poi uscì Favignani in contropiede. Attenzione Hernandez, anche lui colpito in maniera irregolare da Furia. Calcio di punizione segnato dal signor De Albis. Poi si vanno a chiarire Hernandez e Furia. Esce il numero 16, autore di una grande parte di gara, ottimo spaccato per lui. Rientra in campo Gallina. Quindi Santa Maria, Volpes, Miceli e Gallina per ora per il Favignana. Andrà proprio il capitano a battere questo calcio di punizione. Sistema la barriera Arcilesi. Ci sono in questo momento Furia e Termini. Furia retrocede all'altezza del palo, dall'altra parte c'è Calvaruso. Va Santa Maria, colpisce Termini. Ottima barriera messa qui da Arcilesi. Riprende palla un'altra volta il numero 15 Furia. Arriva in area di rigore Miceli, si mette le mani sul volto perché è arrivato a colpire in area di rigore liberissimo, manda fuori. 26esimo che inizia adesso, mancano quindi poco meno di 5 minuti alla fine. Qua lascia scappare Di Bella, c'è un time out chiamato da mister Meroni, che ricordiamo ha anche la 19, potrebbe entrare in campo nel caso egli voglia. Finisce il primo tempo, time out, fine il primo tempo, mancheranno ancora altri 4 minuti quando si riprenderà. Pausa per noi. Fermi qua! Fermati! Battuta qui la rimessa dal Favignana, 1-1 il punteggio, arrivati al 27esimo di gioco dei 30 previsti in questo primo tempo. Al gol iniziale dopo solamente 110 secondi di cui Elmini ha risposto alla deviazione sfortunata di Furia. 1-1 quindi per ora il parziale qui al campo Emiri, quando siamo a poche lunghezze di orologio al termine di questa prima frazione. Prova proprio Furia a farsi vedere nella metà campo avversaria per redimersi dopo una sfortunata deviazione dove poteva fare ben poco, ma è stata fatale per lui e per il suo portiere Arcilesi. Attenzione, Naccari, si gira, Naccari! Un'altra volta miracoloso Di Bella, ha fatto una grandissima parata. Ancora 1-1. Attenzione ancora al pallone qua per l'Emiri, a vuoto il giocatore ospite, può andare Calvaruso, le giocate sue, Calvaruso in area di rigore, un'altra volta Di Bella fermo sul palo che dice di no, può andare Miceli ora, ancora lui, Miceli insiste, torna dalle parti di Gallina, attenzione al contropiede possibile per l'Emiri, ultimo uomo Santa Maria che qua con una giocata da veterano manda fuori giri, numero 8 avversario Guglielmini. Da un portiere all'altro un ping pong tra Di Bella e Arcilesi. Adesso ancora con calma prova a girare questo pallone l'Emir, cercare qualche pertugio nella difesa avversaria dopo un primo tempo dove ha creato ma non ha trovato ancora
quell'azione buona per tornare di nuovo in vantaggio. Attenzione, ci prova adesso Guglielmini al centro fermato, poi incredibile il flipper con Di Bella e due giocatori del Favignana. Guglielmini, ancora dove c'è il tiro qui di Calvaruso. Manu, palla! Palla tutto! Sali, sa! La destra. A sinistra, palla Manu! Attenzione, ancora il pallone qua Che cazzo! che esce, può andare Micheli, ancora lui fermato Grande Riccardo! da Furia. Salvo, devi stare da un lato o dall'altro. Senza pallone di me buono per Micheli, per insistere, Micheli appoggia c'è Santa Maria, pallone Guardalo, alla guarda! pensa ancora, il pallone buonissimo per Calvaruso, Di Bella ci mette un'altra volta. Braccio, anzi no, non c'è deviazione, fuori è sballato, quindi tentativo di Calvaruso. Pensa al pallone qua buono un'altra volta per Micheli, si perde. Bravo Riccardo! Buona Ric! Ah, non fare pressione da solo. 30° che inizia adesso, manca sempre meno quindi alla fine di questo primo tempo. 1-1 tra Emiri e Favignana, il punteggio è rimasto lo stesso ormai praticamente i primi 5 minuti. Micheli prova a smentirmi subito, pallone per Gallina, torna al 9, Micheli apre dove c'è Abbellito che non riesce però a controllare bene questo pallone. Abbellito ha generato la deviazione di Furia che è valsa finora il gol del pareggio, un Favignana che ricordiamo non ha ancora vinto una partita se non quella a tavolino contro l'Oratorio San Vincenzo. Finisce il primo tempo 1-1 quindi tra Emiri e Favignana. Al gol di Guglielmini ha risposto l'autorete di Furia. A tra poco con la seconda frazione qui dal campo Emiri. Serviva a dare una scossa dopo l'ultima sconfitta in campionato e quest'oggi è arrivata 7-0 contro il Sport, prima nel girone B di Serie C2. Siamo qui con Capitan Vito La Fiora. Ti chiediamo subito, tripletta, i primi 3 della partita, quanto sono stati importanti nell'esito del match? La tripletta è stata importante, ma però ci tenevamo a dare una risposta da squadra, perché io qualche partita l'ho fatta e purtroppo può capitare che durante un'annata ci sta quella partita in cui magari non scendi in campo, che la prendi male o che non ci sei mentalmente o con le gambe. Però questo non significa che noi non siamo una squadra che può ambire alla vittoria del campionato, a giocarsi una fine alla fine. I miei compagni erano carichi, io ero carico e anche il mister, quindi tenevamo a dare una risposta netta e chiara. Loro sono un'ottima squadra, come dicevi tu sono prima nell'altro girone, non sono gli ultimi arrivati, ma noi ce la siamo giocata a viso aperto perché avevamo voglia di rivalsa. Può capitare un'uscita a vuoto, ma la seconda sarebbe stata troppo, quindi siamo entrati convinti cattivi e si è vista, è stata una partita per lo più dominata. La sconfitta contro il Pioppo può aver dato forse nuova linfa e quella voglia, quello stimolo di fare meglio? Sì, quando mi hai intervistato sabato scorso ti ho detto che anche dalle sconfitte pesanti c'è da prendere qualche cosa. Quel qualcosa è la voglia di rivalsa, di fare bene, non puoi ripetere lo stesso approccio della partita scorsa. Quindi rientri con un appiglio diverso, con una voglia diversa e questo ti motiva a fare meglio. Quindi se c'era qualcosa da prendere era proprio questa, la voglia di rivalsa l'abbiamo dimostrata in campo. Oggi 2 tiri liberi, uno calciato da Gennaro, parato dal portiere, poi il gol del giovane Nicchia. Ti chiedo di commentare l'episodio di Gennaro che doveva battere anche il secondo, ma lo ha ceduto volontariamente al giovanissimo Nicchia che ha anche fatto gol. Visto da fuori noi siamo una semplice squadra, visto da dentro noi siamo una grande famiglia, da noi non c'è Gennaro, Vito, Nicchia, da noi c'è il Palermo, quindi per noi conta la squadra prima di ogni cosa. Gennaro ha un cuore grande quanto una casa, oltre ad essere un grande giocatore, ha visto il compagno motivato, deciso, gli ha ceduto il pallone come giusto che sia. Gara di andata terminata quindi con il risultato di 7-0, come la imposterete per la gara di ritorno e se soprattutto questo risultato vi farà stare un po' tranquilli, fermo restando che comunque il campo di Cefalù è diverso dal manto del Tocia, perché intanto è un palazzetto, è più piccolino e quindi il modo di giocare la palla sarà decisamente differente.
No, come ti dicevo prima, loro sono un'ottima squadra. Siamo noi che abbiamo impattato la partita in modo deciso. Però stare sereni no, perché loro, campo a 5 tu lo sai, il gol è dietro l'angolo, in 3 minuti, in 2 minuti si può fare subito gol. Quindi è giusto prepararla in maniera convinta e giocarsela come se fosse finita 0-0. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima sfida contro l'Oratorio Cosme Damiano, che ieri ha perso in Coppa contro il Pioppo. Ti chiedo se li conoscete e se come la preparerete questa partita in settimana, visto che comunque quest'oggi avete già giocato e forse le gambe saranno un po' pesanti. No, allora i ragazzi li conosco, qualcuno. C'è anche un amico mio fraterno che ci gioca a Damiano. Quindi sono una squadra che è un'ottima squadra. La posizione in classifica non rispecchia le qualità della squadra, perché loro sono un'ottima squadra, hanno pure degli ottimi elementi. Noi la prepareremo come sempre, come ti ho detto sabato. Inizia anche la seconda frazione, la sfida tra Emiri e Favignana. 1-1 il punteggio al termine del primo tempo. Attenzione ancora qua Guglielmini, che ha provato a fare la stessa cosa che ha fatto proprio nel primo tempo, proprio inizio gara. Dopo pochi secondi trovare subito a rete del vantaggio, neutralizzato dalla sfortunata deviazione di Furia. Attenzione ancora Guglielmini! Sempre Guglielmini trova la doppietta, sempre inizio frazione 2-1. Guglielmini, gli bastano 35 secondi stavolta per trovare il gol del nuovo vantaggio Emiri. Era quello che sicuramente non voleva mister Meroni per suo Favignana, che aveva retto benissimo nel primo tempo. Ma tocca il tetto qua sul rilancio di Arcilesi, il tetto del campo Emiri, e quindi festeggia nuovamente con il gol numero 7 in stagione di Guglielmini, almeno per quanto riguarda il campionato. Arcilesi chiama in causa Calvaruso, se ne va il numero 14, ancora Calvaruso, trova Guglielmini, se ne va in qualche modo un'altra volta Calvaruso, la giocata, Calvaruso salta anche il portiere e poi però colpisce male. Che azione personale qui di Calvaruso, aiutato anche dalla fortuna e dalla sua immensa bravura. Ania, ancora dove c'è Abbellito, uno dei migliori sicuramente del Favignana nella prima frazione, assieme al portiere Di Bella. Poi qua Furia ruba il pallone e ottiene questa rimessa. Comito, ancora il numero 6 aspetta, vede l'arrivo del numero 8 Guglielmini, insiste Furia, se ne va in qualche modo. Il numero 15 mantiene il pallone in campo solo per un attimo, perché poi finisce effettivamente il terreno di gioco del centro sportivo Emiri. Ania torna un'altra volta alle parti del numero 10 Gallina, poi ancora Ania, il tacco di Miceli, Ania torna da Miceli che alza troppo il destro. Che non la tieni bassa! Infatti sentite la panchina del Favigna, esortavano il numero 9, autore anche lui di una prima frazione interessante, a tenere questo pallone basso. Peccato per lui, peccato per la squadra milanese, che qua però riprende palla perché Emiri non riesce a creare un'azione propositiva con questo rilancio in avanti di Furia. Ancora una volta Miceli, la sponda di petto per la corsa di Ignazio Gallina, però si perde sul fondo, già battuto Latouche. Qui se ne può andare ancora una volta Guglielmini, al centro viene fermato però da Gallina, che può andare, Gallina ancora, lo scambio con Miceli, non arriva però sul secondo controllo il numero 10, allora qua Guglielmini prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ancora Guglielmini, in mezzo a due riesce ad andarsene con tanta eleganza e alla fine Furia torna dove c'è in questo momento il numero 14 Calvaruso. Furia, Comito, guarda la porta, trova invece Calvaruso che non può però arrivare al controllo. Peccato per lui, peccato per l'Emiri, che però sicuramente è sceso in campo con lo stesso piglio con il quale aveva chiuso la prima parte di gara, con una sua differenza, ha messo dentro la prima vera palla gol che gli è capitata. Ania
Ancora dove c'è Abellito che può andare. Abellito! Buca la difesa dell'Emiri e trova il 2-2. Abellito conferma il fatto di essere uno dei migliori sicuramente finora della sua squadra. 2-2, sembra l'inizio di un'altra partita il gol di Guglielmini, ma proprio come la prima frazione basta poco al Favignana per pareggiare la gara. 2-2. Stavolta il gol è sicuramente di Abellito, riprende palla Guglielmini, non trova però termine, attenzione al contropiede, può andare Miceli, ancora per Ania che si scorda il pallone e poi Furia anticipa anche Arcilesi, non riesce a trovare il passaggio buono orizzontalmente né per Comito né per Guglielmini, colpito per qua Miceli, fallo sul numero 9, si lamenta qui Comito Chiama a distanza. che ha commesso fallo. Peppe, ti metti qua per Calcio di punizione interessante per il Favignana, andrà Francè, numero 20. largo. Ania, Attaccati al palo. Cello Ania. Vediamo se andrà in porta. Fischia De Albis, va Ania, colpisce Arcilesi. Poi Abellito non è sfortunato. Forza, girati. Non è fortunato, pardon. Su questo controllo mette ancora una volta il pallone fuori, ma stavolta volontariamente. Autore del gol del nuovo pareggio isolano per Guglielmini. Termini che riesce a fare una grande mezza diagonale, voleva un altro tipo di passaggio simile per Furia. Francè, passa dietro te. Ania, dove c'è Abellito, lo scambio con 9 Miceli, ancora Abellito, va sul sinistro, Abellito! Arcilesi, una grandissima parata in controtempo, colpo di reni impressionante di Arcilesi e sicuramente si sta facendo notare in questa partita, portiere di riserva del Futsal Emiri, nonché giovanissimo. Attenzione, Ania prova il tiro che esce fuori. Qua può insistere Termini, attenzione perché c'è campo per andare. Termini colpito da Abellito, Furia vuole il pallone sul secondo palo, infatti aveva chiamato il pallone a Guglielmini, ma intanto impreciso questo tiro barra cross al centro del rigore, difesa da Di Bella. Riprende palla Comito, attenzione a Termini che può andare, non era male l'idea, colpito Termini, poi Di Bella fa un rilancio come se fosse un tiro libero di basket. Riprende palla però qui senza particolari problemi Favignana dopo il primo controllo di Gallina. Attenzione a Miceli, vuole proprio Gallina, Arcilesi chiude come se fosse uno stopper, con il pallone tra le mani sceglie di andare sicuro da Comito. Ancora Termini, fermato qui Guglielmini, può andare anche Gallina, pallone dove c'è Miceli che torna la Gallina, Arcilesi miracolo, e poi qua la parata è di Comito sul tiro a botta sicura di Ania. Meglio il Favignana però in questa parte di gara, grande un'altra volta Arcilesi. Attenzione a Ania, il destro strozzato, riprende palla Furia ma solo per un attimo, ancora Gallina, insiste Gallina, Furia la mette in corner. Ottimo Favignana fino a questo momento. Miri per il gol, si è un po' rilassato, attenzione al pallone che arriva ancora una volta in area di rigore, deviazione finale di Comito se non vado errato. Poi Termini, qua flipper che favorisce Arcilesi e con le mani trova subito Termini. Comito, Termini, il controllo e può andare quindi. Mette il pallone fuori Abellito. Attaccante c'è di riferimento, che dici? Non lotta a marcare, forse lotta a marcare. Attenzione ancora a Termini, si stella a sinistra, poi si rappoggia dietro dove c'è Naccari, Naccari dove c'è Comito,
Ancora il numero 6, Comito al centro, c'è Guglielmini che appoggia Naccari che colpisce, se non vado errato, Gallina. Calcio d'angolo. Scodella verso Termini, c'è una reazione di Abbellito, ancora una volta calcio d'angolo, ci riproverà Guglielmini. Pallone dietro dove c'è Naccari, stavolta non è un tiro, è un passaggio per Comito e guarda la porta, va infatti lì. Pallone che arriva dove c'è Termini, lo controlla, ancora Termini, aspetta, si propone anche Naccari, il pallone per lui, Naccari, fermato da Di Bella. Allora ancora il 16, dove c'è Comito, bella azione di poco fa, Guglielmini, può anche andare al tiro fermato. Rimessa ancora per Fuzzalemiri che sta tornando ad avere il pallino del gioco. Guglielmini, dove c'è Termini, ancora lui, Termini, fermato da Nia. Naccari, Guglielmini, scambia ancora con il numero 16, fa girare il pallone Fuzzalemiri, ancora dove c'è Termini, colpito senza fallo, può andare quindi Favignana, ancora con Miceli, Ania va in porta, forse un po' troppo frenetico, e più qua il signor Di Albis va a parlare con la panchina dell'Emiri e c'è anche un cambio, entra Picone con la numero 4, che lui molto giovane. Naccari. Per Termini, ancora Termini, appoggio dove c'è Naccari, Picone, poi forse la para e ancora Termini. Ha fatto bene Picone ma doveva dirigere verso la porta. Tentativo di Naccari che era più, secondo me, un alleggerimento sul secondo palo. Poi ha provato direttamente la conclusione Naccari, viene fermato da Miceli, insiste ancora il club Emiri, ancora con Picone, a vuoto, numero 4, Ania, Miceli, riprende palla Comito, allora Abbellito, ancora dove c'è Miceli, Abbellito trova Gallina! Ancora una volta il 18 a creare e inventare e qua Gallina deve solo spingere dentro. 3-2. Tutto da abbracciare Abbellito che adesso si accomoda in panchina. 3-2. Il gol però è di Gallina che trova quindi la realizzazione che porta in vantaggio il Favignana. Arrivati al minuto numero 42 dell'incontro, Picone controlla, ancora lui, ancora Picone, la lotta con Hernandez si chiude con un nulla di fatto per lui, Ania, Hernandez, Ania, ancora una volta il controllo a favorire la corsa di Hernandez con lo scambio con Miceli, non trattiene Arcilesi, rimessa che diventa calcio d'angolo quindi per Favignana, già battuto al centro, può andare Arcilesi. E poi qua cos'è successo? Arcilesi tocca 2 volte il pallone perché Comito si era distratto, punizione anche quindi per il Favignana, incredibile momento di blackout per l'Emiri adesso. Abbracciato al palo! Sono Ania e Hernandez sul pallone, più Hernandez non a fare da suola per il tiro di Ania. Va Ania, il passaggio è buono per Miceli! Schema perfetto del Favignana! 2-4.
E subito mister Orlando chiama il time out. 2-4, Favignana che sta adesso incredibilmente mettendo la freccia per superare e distaccare l'Emilia. Tra poco. Batterà adesso il Futsal Emiri sotto di 2 contro un Favignana che sta sorprendendo tutti qui al campetto del centro sportivo Emiri. 4-2, dicevo poco fa il punteggio. Hanno trovato una grandissima combinazione Hernandez, Ania e Miceli. Ania a punto da esca, facendo quindi beffe della difesa dell'Emiri, che credeva sarebbe andato facilmente al tiro. Se n'è ancora pallone buono per Comito. Termini la parata di Di Bella ancora una volta. Se non ci fosse stato oggi Di Bella probabilmente staremmo parlando di un'altra gara. Attenzione ancora al pallone buono per Picone che si gira dove c'è Naccari. Naccari insiste dalle parti di Comito, chiama palla Termini, si difende bene il Favignana. Ancora Comito, trova il pallone Termini nel rigore, esce Di Bella. Poi c'è Naccari a portare avanti il pressing, ottiene la rimessa, forse il massimo in questa occasione qui Miceli. Siamo oltre la metà del secondo tempo, manca sempre meno alla fine di questa gara, lo ricordiamo, per il recupero della nona giornata di Serie C2, girone A di calcio a 5. Entrambe poi giocheranno giorno 11. Il giorno 10 si hanno moderato l'Emiri contro il Bonifato Alcamo. Il giorno dopo Favignana recupererà contro il Sicilia. Ania va subito al tiro, il numero 20. C'era una grandissima barriera qua, Hernandez poi a centimetri al trovare il gol del 2-5 su questo rilancio da calcio d'angolo. Attenzione ancora a Termini che insiste, buono per Naccari, palo incredibile, neanche la fortuna aiuta l'Emiri. Attenzione a Termini, va dalle parti di Comito, deviazione doppia, forse con un braccio, non c'è nulla per il signor De Albis. Poi Miceli viene fermato, si lamentano tutti tifosi, giocatori e panchina dell'Emiri, questo triplo tocco in area di rigore, di cui uno forse con un braccio da parte di un giocatore del Favignana che dovrebbe essere numero 8 Lombardo, entrato nel corso del time out. Naccari, ancora buono per il buon Guglielmini. Attenzione a Lombardo, ultimo tocco che non avviene qui da parte di Guglielmini, quindi è il passaggio di Miceli preciso. È nostra netta però. Giallo È nostra netta però. per Lombardo. La seconda volta. Poi giustamente fallo dare loro, ammonizione per noi. Giallo per Lombardo perché ha spostato il pallone della battuta di questa rimessa per Naccari. Si lamentava il numero 8 perché voleva la paternità di questa touche per Comito.
Aspetta il numero 6, ancora Comito, dalle parti di Naccari. Guglielmini, ancora dove c'è Naccari. Termini. Guarda la porta Termini, poi si appoggia dietro, dove c'è Naccari, ancora il 29, lo scambio perfetto con Comito, solo per un attimo, perché poi riprende palla il Favignana e se ne va. Ancora con Miceli, bravo Guglielmini, ma il pallone comunque passa, sempre Miceli, insiste Miceli! Ha provato ad andare in porta, forse poteva servire Hernandez qua per suggellare il 5-2. Termini. Ancora Comito, insiste, va in porta Comito, un'altra volta Di Bella. Copri il centro. Occhio. Rimessa laterale per l'Emiri. Non è che arriva e c'è Comito, un'altra volta vicino al gol. Ale Comito, poi qua il pallone di Miceli viene solo toccato, sfiorato dal numero 9. Sempre Comito, adesso molto avanzato il numero 6. Scodella dove c'è Naccari che stoppa col petto e va in porta. Anche questo pallone però è impreciso. Torna ancora una volta Hernandez e qua fallo netto di Naccari che spinge il suo avversario giallo. E poi Naccari va a muso duro con De Albis. Giallo per Sergio Naccari. Sempre Ania sul punto di battuta. Ormai ci abbiamo preso gusto a vedere il numero 20 provare la conclusione, almeno essere il primo a crederci. Va Ania che trova un gol favoloso, 2-5. Bellissimo, bellissimo il gol di Ania. Davvero nulla da dire, se non complimenti, l'ha messa sotto al 7. Comito, dalle parti ancora di Guglielmini, poi il tiro provato qua da Calvaruso, mette il pallone fuori Di Bella che anzi chiede pure scusa perché non l'ha trattenuta, ma già ha fatto un ottimo intervento solamente mettendola fuori allo specchio. Ancora Calvaruso dalle parti di Comito, appoggia dove c'è Guglielmini, deviazione di Lombardo e poi Di Bella regala subito palla a Guglielmini per evitare magari eventuali ammonizioni. Ancora attenzione al pallone buono per Calvaruso, doppia deviazione, ancora calcio d'angolo, è schierata benissimo la difesa del Favignana. Attenzione ancora a Calvaruso, trova Guglielmini al centro, Di Bella risponde per Calvaruso sinistro, fuori misura. Inquadrato sempre più stringente, un vaso di Pandora invalicabile dal Futsal Emiri in questa seconda frazione, se non fosse per il gol a freddo di Guglielmini che sembrava essere il preludio per un altro tipo di partita. Invece il Favignana ha trovato la forza mentale di andare addirittura a 4 reti in più rispetto a com'era in quel momento, a 3 reti in più rispetto all'Emiri adesso. Poi qua il pallone è uscito, la può battere Guglielmini. Ancora il numero 8, Guglielmini torna sul destro, va dove c'è Calvaruso che appoggia a Comito. C'è Gallina su di lui, il pallone arriva a Di Bella che lo stoppa in 2 tempi e va dove c'è Gallina. Prova addirittura il tiro a lontanissimo Gallina, viene però contratto ancora prima di poter scoccare la conclusione dal numero 14 degli Emiri, Calvaruso. Santa Maria, il tacco qui di Miceli, è bravo l'Arcilese ad avere il riflesso giusto per dire di no. E poi attenzione, ancora una volta Guglielmini. Guglielmini apre, c'è Calvaruso! Calvaruso! 3-5, c'è ancora partita. Quello spirito di conquistare sta palla.
3-5. Santa Maria. Va dove c'è Miceli. Ancora lui. Il tacco di Miceli. Vicino al gol del 2-6 poco fa. Adesso deve fronteggiare il 3-5. Favignana. Calvaruso viene contratto. Ancora Miceli. Colpito nettamente qui da Calvaruso. Calcio di punizione. Adesso sfrutterà anche qualche secondo per stare a terra. Guglielmini va a invitare anche con le cattive a rialzarsi Miceli. Di Bella. Stoppa qui Comito. Ancora lui. Torna Guglielmini che arriva al controllo. Guglielmini dove c'è Calvaruso. Appoggia a Comito. Non si intendono qui. Comito e Calvaruso. Palla ancora per il Favignana. 55 sul cronometro. Attenzione a Naccari per un finale di fuoco. Naccari viene anticipato poi qua ancora da Lombardo. Calcio di punizione. Viene messo a secondo Guglielmini. 2 in barriera per Di Bella. Sono Santa Maria e Miceli. Sul pallone ci sono Calvaruso e Comito. Vediamo che andrà in porta Naccari un po' più staccato. C'è Lombardo a fare da vedetta. Comito, un passaggio, lo capisce senza problemi Santa Maria, calcio d'angolo. Comito, Naccari, dove c'è ancora una volta il 14 Calvaruso. Comito, esterno della rete. Va lontana allora qui Ribella. Troppo, perché Gallina non ha la forza alle gambe per raggiungere questo pallone. Allora, palla ancora per l'Emiri. Per crederci quantomeno. Le giocate qua di Calvaruso. E poi aspetta Miceli. Santa Maria. Pallone qua è buono per Gallina perché era scivolato Calvaruso. Non si aspettava forse Gallina. E il pallone quindi è buono ancora per l'Emiri. 3-5. Comito, dove c'è ancora Calvaruso. Può tornare dietro. Naccari, il tacco per Guglielmini. Deviazione di Gallina. Palla in calcio d'angolo. Guglielmini utilizza ancora le mani per sbracciarsi. Calvaruso va sul sinistro. Calvaruso in 2 a fermarlo. Poi una discussione tra Guglielmini e Gallina già risolta. Guglielmini si disinteressa subito perché ovviamente sa benissimo anche che più tempo si perde, più si va a favore del Favignana, più il ritmo si infrange e meno possibilità ci sono per l'Emiri per quantomeno agguantare un punto che sembrava davvero l'obiettivo minimo. Attenzione ancora a Comito. Riprende palla però Gallina. Bravo Comito a rubargliela successivamente senza fallo, ma si perde tempo. Si muove il pallone di Gallina. Girati e corri! Attenzione perché dalla panchina di mister Orlando chiamano. Sono 5 uomini in campo di movimento per l'Emiri. Attenzione al pallone al centro di Calvaruso. Il pallone però arriva dall'altra parte del campo. 60 centimetri dal colpo del KO. Naccari. Pallone rimesso in campo da Furia che è il quinto d'attacco per l'Emiri. Termini. Entra. Ultimo tocco del Favignana. Poi Di Bella. Prova ad andare dove c'è Miceli. Riesce subito Arcilesi. Ritorna in campo Furia. Comito. Furia. Naccari. Ancora Comito. E ancora Furia. Termini. Può andare anche Naccari. Furia. Termini.
Naccari! C'era Guglielmini lì sul secondo palo, era giusta l'idea. E attenzione a Miceli, colpito qui a Termini, fa un lavorone Miceli, giallo per Termini, 59esimo che si chiude adesso, 60 secondi e sarà recupero. Quinto fallo commesso dal Futsal Emiri e quindi d'ora in poi ogni fallo commesso dalla squadra di casa sarà segnalato con un tiro libero. Vieni Ignazio! Fischia De Albis, va Santa Maria, sinistro fuori misura. E allora esce subito Arcilesi, rientra in campo Furia, di nuovo 5 davanti per l'Emiri, anche se manca sempre meno. Comito per Furia e controlla, Furia colpisce Termini e poi Di Bella colpisce male, ancora Di Bella che esce, può andare lui, a centimetri dal gol il portiere del Favignana. Siamo al 60esimo adesso, tempo di recupero, riprende il palla Santa Maria che deve andare solamente in porta. 6-3 Favignana, chiude la gara il capitano Santa Maria. Incredibile, sfrutta la porta sguarnita qui Santa Maria. Ci aveva provato anche il portiere Di Bella nel Favignana ad andare verso la porta avversaria, sfruttando il fatto che ci fosse Furia come virtuale portiere. Ritorna là Furia e attenzione, Naccari, Di Bella, le spalle larghe, mette il pallone fuori. Un minuto a partire adesso. Termini, Comito, ancora Naccari, deviazione e calcio d'angolo. Si gioca fino al 62esimo, giù di lì. Ancora il pallone buono per Guglielmini, fermato da un ottimo Lombardo. Comito, ancora il 6, Comito, alto, c'è una deviazione da parte di Santa Maria. Ancora corner, ancora per l'Emiri. Comito, Guglielmini colpisce Santa Maria che non va subito al tiro. E allora Miceli fermato, ancora Miceli, potrebbe servire Gallina, non c'è il portiere. Miceli 3-7 mette la parola fine sull'incontro, il numero 9 Miceli. Il 62esimo che è terminato. Credo che su questo pallone mosso dall'Emiri il signor De Albis manderà tutti a casa e infatti non c'è più tempo. L'Emiri incredibilmente viene sconfitto da un Super Favignana che trova i suoi primi 3 punti sul campo, 6 in classifica per la squadra isolana che ha fatto davvero una prestazione con i controfiocchi. Ricordiamo risultato e marcature: Emiri 3, Favignana 7. Emiri aveva chiuso il primo tempo sull'1-1, al gol di Guglielmini aveva risposto l'autorete sfortunata di Furia, poi il 2-1 subito di Guglielmini che aveva rimesso le cose bene per l'Emiri, poi il pareggio del Favignana con Arcilesi, 2-2 viene poi subito reclamato all'ordine dal 2-3 di Gallina. E poi è stato davvero un exploit del Favignana che ha visto andare in gol anche 2 volte Miceli, una volta su una bellissima punizione a Nia, e anche il capitano Santa Maria su una situazione dove la porta dell'Emiri ha sguarnita per l'utilizzo del quinto d'attacco. Inutile il gol di Calvaruso, il terzo della gara dell'Emiri. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal campo del centro sportivo Emiri. Da Gabriele Rispetta di Sportisili è tutto, a risentirci quindi con lo spettacolo del calcio a 5.